Cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, le ultime dal Friuli Venezia Giulia. Un giovane di 30 anni, triestino, è morto nella notte per le gravi ferite riportate dopo aver infranto una porta a vetri nel tentativo di rientrare in casa nel rione di Roiano a Trieste. Secondo una ricostruzione, il giovane, uscendo di casa ieri pomeriggio, aveva rotto la maniglia di una porta. Rientrando verso mezzanotte, in stato di alterazione alcolica, non avrebbe trovato altro rimedio se non sfondare un vetro, venendo però raggiunto da alcuni frammenti che gli hanno lacerato l'arteria femorale. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118, ma a causa della gravità delle ferite è morto dissanguato dopo essere arrivato all'ospedale di Catinara. In casa si trovava anche una ragazza che, secondo quanto si apprende al momento dell'incidente, dormiva. I due nel pomeriggio avevano litigato. Sul posto la polizia per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non sono emersi elementi che farebbero ipotizzare reati. Un giovane è stato soccorso dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente che si è verificato a San Daniele del Friuli, in via Cesare Battisti. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri è rimasto coinvolto in un sinistro che ha interessato più vetture. Il personale sanitario ha preso in carico il giovane, che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di San Daniele. E un uomo invece di età compresa tra i 45 e i 50 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio per le ferite che ha riportato a seguito di un altro sinistro accaduto a Mossano al Tagliamento lungo via Paludi, incrocio con via Veneto. Per causa in corso di accertamento, mentre si trovava alla guida della sua auto, ha perso il controllo. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e per lui è stato disposto il trasferimento in volo all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in codice giallo. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.